È un nodo intrecciato da provare a sciogliere quello di oggi tra Leonfortese e Cus Palermo, biancoverdi che cercano la seconda vittoria consecutiva in casa per allontanarsi il più possibile dalle zone buie della classifica. Chi vuole a tutti i costi riemergerne è invece il Cus, rivallo che può diventare buono per il numero 11. Poi è sfortunato, allora meta. Calcia da lontano di Salvo in due tempi, mentre il periodo natalizio. Attenzione qui a meta, ottimo lavoro dal numero 7 che poi calcia, simile alla conclusione di prima di Piuca. La palla è buona per Sheriff, punta Nuccio, ce l'ha sul destro, rientra, una finta ottima, calcia di punta, trova Melissano. Nuccio, ottima la sterzata, ce l'ha sul piede meno educato. Palla buona per meta, dentro da Lentini, lo stop è buono, Lentini calcia addosso a un avversario e poi arriva Di Salvo. Si allarga tutto solo Sheriff, Mustacciolo va in porta, Melissano la blocca. Attenzione anche al mancino di Alessio Scozzari. Va Mustacciolo, ancora Niang per Di Perna. Centralmente a cercare Caputa, buona la giocata, Caputa si gira, va giù, tutto regolare. Va da Lentini, sterza ancora, cross morbido sul secondo palo, Cervello, arriva Nuccio, sopra l'indietro, dribbling, dentro, palla deviata, Parisi, disegna una traiettoria poco fuori all'aria Parisi. In 5 dentro, parte il cross morbido per la testa di meta. Tanto campo qui il 2 decide di andare con il lancio lungo a cercare Caputa che salta il portiere, Caputa dentro, c'è una deviazione, c'è calcio d'angolo, battuta adesso Girgenti, si ferma, cross basso, calcio di rigore per la Leonfortese, fischia l'arbitro, parte meta, parata di Salvo, battuto malissimo il calcio di rigore. Buona la palla per Nuccio ancora, che galoppa, diventerà il cross, lo fa partire, c'era l'idea, poi Danca si appoggia su Girgenti, gira il destro, va Girgenti, il cross è buono, non esce bene il portiere, calcio d'angolo, ma non c'è più tempo, è 0-0 il finale. Si fermano reciprocamente Leonfortese e Cus.